Quando il cibo è un problema è il terzo appuntamento della 13ª edizione di Affascinati dal cervello, il format di incontri sulle neuroscienze promosso dall'Istituto regionale di studi europei che ha visto come protagonisti 3 importanti ospiti del panorama scientifico della regione Friuli-Venezia Giulia. Durante l'incontro, introdotto e coordinato dal giornalista scientifico Gianluca Liva, si è parlato del grave problema dei disordini alimentari. Sull'argomento sono intervenuti Roberto Dall'Amico, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale Civile di Pordenone, Gianluigi Luxardi, dirigente del Centro Disturbi Alimentari di San Vito al Tagliamento, e Liliana Giust, presidente dell'Associazione Disturbi Alimentari e Obesità. Quella dei disturbi legati all'alimentazione è una realtà sempre più presente anche nel nostro paese, in grado di creare complicazioni anche gravi per la salute di adulti, adolescenti e bambini, e che merita un'attenzione particolare soprattutto riguardo alle possibili misure preventive. Quali sono i principali disordini alimentari di cui si soffre al giorno d'oggi e a quali conseguenze possono portare a livello psichico e fisico? Ma il disordine forse è più comune, perlomeno quello che noi incrociamo nella realtà di tutti i giorni, è l'anoressia nervosa, che riguarda prevalentemente il sesso femminile e tende a riguardare soggetti sempre più giovani. Ormai nei nostri ambulatori e nel nostro reparto vediamo ragazzini anche di 12-13 anni con questo tipo di problema. È un problema, come dicevamo, in aumento. Noi mediamente negli anni scorsi ricoveravamo 8 ragazzine con questo tipo di problema. Quest'anno siamo già arrivati a 12, non siamo in grado di dire cosa abbia influito, se quello che vediamo sia un fenomeno del tutto casuale o se il periodo di isolamento sociale abbia favorito il manifestarsi o il slattentizzarsi di problemi di questo tipo. Quanto comuni risultano essere questi disturbi nei bambini in fasi preadolescenziali? Ma stanno diventando sempre più comuni, questo non solo nel nostro paese, ma anche in tutti i paesi industrializzati. Come dicevamo prima, vediamo tantissime ragazzine con 10-11 anni affette da questo tipo di problema. Poi esistono anche altri disturbi che non possiamo definire anoressia, ma che comunque sono disturbi di tipo generalmente restrittivo, che non possiamo inquadrare nell'anoressia, ma che comunque possono influenzare la qualità di vita di questi ragazzi. Vediamo sempre più sia maschi che femmine che giungono alle nostre osservazioni per patologie che apparentemente sono banali, cioè non riesco più a deglutire, non riesco più a mangiare cibi che hanno il colore verde, devo mangiare solo cibi soffici perché ho paura di soffocarmi, e sono disturbi che però, se non vengono identificati e poi presi in carico negli ambienti corretti, possono portare anche a deficit di crescita o anche a deficit nutrizionali rilevabili negli esami che noi facciamo di routine. Esiste una categoria di persone o una fascia d'età più a rischio di sviluppo di specifiche forme di disturbi alimentari? Allora, storicamente è stata identificata nelle giovani donne che vivono in un paese occidentale, quindi laddove c'è una pressione verso la magrezza, dove quindi diventa un valore il fatto di essere magri. Questa è una cosa che storicamente si verifica da dopo la guerra, nel senso che precedentemente, anche quando il modello estetico era un corpo magro, non ci si arrivava con il dimagrimento, ci si arrivava con i corsetti, con i bustini, queste cose qua. Ecco. E quindi, diciamo, negli ultimissimi anni, nel senso che sono studi dell'anno scorso, si è visto che c'è una grossa componente genetica che
Per cui una persona che è predisposta geneticamente a sviluppare questo disturbo, nel momento in cui si trova con una pressione a ridurre l'alimentazione, finisce per sviluppare questa sindrome. Questo succede ad alcuni, ad altri no. Ecco. Quanto incidono eventuali disagi di natura sociale sull'insorgenza di disturbi legati all'alimentazione? Allora, chiaramente questi possono essere dei fattori scatenanti, quindi se noi andiamo a pensare che, faccio un esempio, cioè se io ho la predisposizione a sviluppare la malaria, se non vado in Africa e non mi pungio una zanzara non mi succede niente, okay? Quindi anche in una persona che ha la predisposizione a sviluppare un'anoressia, se non comincia mai una dieta drastica non le succederà niente. Alle volte la dieta drastica non comincia per motivi estetici, no? Alle volte comincia perché mi sta succedendo qualche cosa che mi fa star male. Quindi in genere le ragazze che sviluppano queste cose come motivazione hanno quella di migliorarsi. Quindi voglio fare qualcosa che mi faccia stare meglio. Ecco. E magari identificano appunto nel dimagrire una cosa che è socialmente accettata, ecco, senza sapere che poi le può portare in una direzione completamente incontrollata. Sì, io penso alle storie delle nostre pazienti. Queste sono pazienti che vengono spesso da una storia di bullismo, da ragazze che erano oggetto di presa in giro perché magari erano in sovrappeso. Il mondo dello sport a volte influisce negativamente perché la ricerca della performance fisica a volte passa proprio attraverso la perdita di peso e l'imitazione del compagno che va o della compagna che va meglio rappresenta un fattore di rischio che spesso noi intravediamo nelle nostre pazienti. Esistono delle cure efficaci per i disordini alimentari? Ma se noi ci occupiamo di questo la risposta è ovviamente sì. Sono più che cure, sono prese in carico che durano mesi, a volte anni. Dobbiamo sempre ricordare che l'anoressia è una patologia che si associa in una percentuale importante anche alla morte del paziente, questo sia per disturbi elettrici o proprio per un quadro di malnutrizione evolutiva. Ogni anno il 5% dei soggetti affetti da anoressia muore, quindi stiamo parlando di una patologia molto, molto importante e molto grave. La presa in carico richiede una fase ovviamente ambulatoriale in cui questi soggetti devono essere identificati in tempi molto, molto rapidi, perché prima noi li identifichiamo e prima riusciamo ad impostare una cura che poi ha una sua efficacia. Anche i farmaci hanno una loro importanza, però è il lavoro d'equipe che fa la differenza.